Grazie alla Regione Veneto siamo qui oggi a presentare il progetto Battiato Pio, che avrà inizio il 24 novembre con una serie di 7 concerti. Il primo sarà appunto a Cortina, il 24, poi seguiranno altre 6 date. Il progetto Battiato Pio nasce dall'amore che abbiamo noi verso la figura di Giusto Pio e la collaborazione con Franco Battiato, che ha preso vita nel 76 ed è durata tutta la vita di entrambi gli artisti, una grande amicizia, un grande sodalizio culturale. La nostra idea era quella di portare sul palcoscenico non un gruppo ristretto e non i sintetizzatori, ma portare questa musica a diventare una musica orchestrale, l'orchestra appunto. Siamo 35 musicisti sul palco, porteremo 23 canzoni che prendono lo spettro sonoro dall'era del Cinghiale Bianco fino al 1985 e saranno veramente 6 concerti incredibili. Abbiamo chiamato 2 grandi cantanti a interpretare le canzoni, cioè non a rifarle pedissequamente ma a reinterpretarli, Giulio Casale e la ragazza molto giovane si chiama Talea di Cesenatico. Sarà un bel appuntamento, vi aspettiamo tutti e grazie di cuore. Sono qui molto emozionato, onorato di far parte dell'era del Cinghiale Bianco, il tributo a Giusto Pio e Franco Battiato. Mi tremano un po' le gambe e i polsi perché confrontarmi da cantante puro con un repertorio così straordinario, molto difficile, molto ardito, eppure così amato dal grande pubblico, insomma è una sfida veramente notevole. Non vedo l'ora però di cominciare, cominciamo il 24 di novembre da Cortina, poi gireremo un po' tutto il Veneto e speriamo sera dopo sera di riuscire a farcela. Il suono dell'orchestra è meraviglioso, è molto emozionante, quindi riuscire a mettere la mia voce lì dentro, dopo Gaber, De André e mille altre cose che ho cantato, ecco, cantare anche Franco Battiato Giusto Pio sarà qualcosa, quindi grazie alla Regione Veneto e grazie all'Orchestra Filarmonia Veneta di avermi scelto. Siamo qua oggi in Regione proprio per portare questo progetto, quindi l'era del Cinghiale Bianco di Battiato Pio e quindi noi cerchiamo assieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di portare non solo un concerto, quindi di Battiato come già fatte da altri, ma qualcosa di nuovo, qualcosa più centrato anche sull'identità di questo grande artista veneto e questo Battiato Pio che ha dato alla musica italiana un grandissimo contributo. Quindi parliamo di un artista di Castelfranco Veneto, quindi nel cuore del Veneto, nella Marca trevigiana, che dà questo grandissimo impulso e questa innovazione alle grandi canzoni di Battiato, che tutti noi, ad esempio, conosciamo. In primis Bandiera Bianca, che per noi Bandiera Bianca è la storia della caduta della Seconda Repubblica di San Marco e quindi chi non ricorda. Però se noi chiediamo qualsiasi Bandiera Bianca ci dirà Battiato, invece racconta la nostra storia anche veneta. Quindi grazie al nostro presidente Alberto Barbaro che oggi non è potuto venire, però noi abbiamo portato di nuovo alla conoscenza un grande artista che è stato Giusto Pio e quindi è anche un grande veneto, perché in fin dei conti parliamo del nostro territorio e anche la nostra orchestra insieme alla Regione, grazie al contributo della Regione e al consigliere Luciano Sandonà, abbiamo sempre questo occhio di riguardo che è giusto che sia anche così, visto che anche il contributo della Regione Veneto lo dà alle orchestre proprio per lavorare sul territorio come noi facciamo con quasi 90 date all'anno. Mi hanno commissionato questo lavoro a settembre, io ero in ferie, i primi di settembre, e c'era da fare questi spettacoli entro l'anno, quindi il tempo era proprio molto risico. Mi sono messo subito al lavoro, non sapevamo neanche i cantanti, comunque ho cominciato intanto a tirarmi giù le parti e a lavorarci, dopo sono venuti. Abbiamo scelto i cantanti, quindi mi sono messo in contatto con loro, abbiamo visto le stesure, abbiamo scelto le stesure dei brani, le tonalità, io ho cominciato a lavorare a computer, giorno, notte, io passavo tutte le ore per questo progetto e siamo arrivati, adesso siamo pronti a fare la prova generale domenica.